Bella raga, ciao a tutti, il comandante veneziano. Ok, siamo contro il Colonia, ventilato 17 gradi al Mungersdorfer Stadion di Colonia, ore 15:30. Vediamo cosa combiniamo. Mi aspetto la vittoria, sono un po' arrogante oggi, ma... Vai. Abbiamo un Dolberg devastante, anzi un trio, Brandt, Dolberg e Bailey, veramente tre fenomeni. Però bisogna continuare così ragazzi, l'obiettivo Champions è il nostro obiettivo ed è secondo me alla portata degli uomini di Veneziano, ma vedremo. Anche se con la prima big che avevamo affrontato abbiamo preso le bombe, 2-1 al Dortmund, con Dortmund, Wendel in cui giocando benissimo fino adesso, Kasper si va a anticipare molto male. Attenzione, no, Leno errore, mamma mia Leno, mamma la cagata leniana, ecco, Bailey sta un po' male, Bender, mamma mia, Bender, Colonia 1, Leverkusen 0, Colonia 0, Leverkusen, oh grandi, calma, siamo secondi, anzi primi perché hanno perso tutte le altre, cazzo, a parte il Bayern che ancora a giocare, ma comunque le prime hanno perso tutte, incredibile. Stiamo calmi, un'occasione d'oro, Leon. Attenti ragazzi. Colonia non è finita la partita, Colonia sta giocando un buon calcio, ai, gol. Cordoba mette l'1-1, difesa veramente da rivedere. Il nostro vero problema è la difesa, che puntelleremo a gennaio, sicuramente con un colpo alla grande, un buon colpo, Bailey, Lars, Bender, il cross, no, Sven, autore di un gol meraviglioso, dai Leone, questa è l'azione di Leone, no, ma no, beh, lo togliamo, a fine primo tempo, lo vediamo che non è messo bene, siamo anche attenti perché riusciamo a riprendere anche il gol adesso, siamo in difficoltà raga. Gol, Leno, mamma mia. Incoraggiamoli. Finisce la prima frazione 1-1 a Colonia. Tattiche. Togliamo Bailey che lo vedo e mettiamo Justin o Justin, a voi la scelta. Proviamo a fare così. Seboffa e voglio anche Arthur per un Aranguiz che non si è mai visto. Vai. La seconda frazione, Cliver, Arthur, Brand, Arthur ancora, subito Arthur che prende le redini, Brand, Bender, Arthur, Brand, Dolberg, ai, brutto errore qua del campioncino danese. Proviamo ad attaccarli. Incoraggiamo e speriamo. La Colonia è una buona squadra, madonna, buchissimo di Wender qua, mamma mia, qua abbiamo rischiato, Leno, giocando bene il Colonia, meritiamo di vincere oggi, purtroppo, bravissimo Giulianone, Casperino. Dove va Wendel? Partita enigmatica veramente, Dolberg, Bender, Arthur, Bender, Brent, Arthur, bravissimo, vai Justin, e Dolberg, mamma mia, grandissimi,
Bittencourt infortunato. Mamma mia, Dolberg è partito in Germania, ragazzi, cioè in Italia l'hanno preso col Milan, ha fatto buone cose, in Olanda fa sfracelli e in Germania anche, però ve lo consiglio perché ha parlato il tedesco, mamma mia. No, ai Cordoba. Vai Casper, il fantasmino per l'olandesino, non ci credo. Non ci voglio credere. Complimenti a Kluivert, grandissima prestazione comunque. Certo che Dolberg è a pezzi, non vedo l'ora di avere la possibilità di fare i cambi. Ante Koric. Vediamo un po' di riposo proprio ad Dolberg. Facciamo cazzo facciamo? È l'unica cosa che possiamo fare per dargli un po' di riposo, perché poi non posso rischiare di infortunarlo. Sono inventato un cambio rischioso. Teniamo duro, raga. Bisogno di un cambio dove due attaccanti sono pochi, fatalità è... No, ai, Cordoba, gol. Incredibile, sì, chiaramente non è colpa di attacco Kluivert, è colpa che fa la difesa rincoglionita. Siamo in difficoltà, però è fuori gioco. Ah, ecco, no, perché mi girano le palle. Sono d'accordo, va show comunque. Va bene, è un pareggio, anche se 2 volte in vantaggio me lo tengo. Arthur, bravissimo, Kluivert! 3-2! Vaffancuore, cazzo. Alla fine l'ho indovinata. Barrichiamoci. Puma stratega, le indovina tutte. Però la difesa, ragazzi, yes. Mamma mia, vittoria pesantissima. Ben fatto. Grandi ragazzi, elogiamo solo Kluivert oggi. 11 giorni fuori Leone, mamma mia ragazzi, che sfiga. E vinciamo anche il derby. E godo. Aspetta un attimo. Tatiche. Tornando anche a Zetval, però questo è importante. Il prossimo lo mettiamo, molto bene. Allora, Giustinone. Complimenti per l'ultima partita. Perfetto. Raga, adesso è dura, siamo contro il Bayern Monaco, è chiaro che non possiamo fare la partita su di loro perché sono forti. La prossima giornata rientra anche il nostro attaccante di riserva. Abbiamo messo Arthur al primo minuto, Kluivert a sinistra, Brenda a destra perché poi è infortunato e torna anche Zetval. Raga, qua se pareggio sono già contento. Vai, io direi di partire in contropiede. E vediamo cosa combiniamo. Umido, 16 gradi alla Bay Arena di Lever e mettiamoci anche il Kusen. Anche in questo momento l'Augusta è prima, ragazzi, incredibile. Allora, insomma, il Bayern, ragazzi, non possiamo pretendere di battere il Bayern, cioè, è il primo anno di Leverkusen. Occhio, scatenati. Kimmich, subito gol di Robert Lewandowski. Il Bayern. Vediamo di non prendere una goleada magari, grazie. Due a 0 in 20 minuti.
Come col Dortmund. Con le big cominciamo sempre così. Però questo non dà problemi per l'obiettivo Champions, che è il nostro obiettivo, ragazzi, ricordiamolo. Di moti, porca puttana, vabbè. Quello cannata. Non ha fatto niente in primo tempo, eh? Niente di niente. Dai ragazzi, dai. Ancora Sio. A questo punto proviamo un po' di gente. They don't care. Facciamo anche un po' di turnover. Aspetta. Ok. Ottimo. E mettiamo Vitinho. Così facciamo fare un po' di ritmo partita. Vai. Almeno un tiro? Riusciremo a fare un tiro? Chi lo sa, lo scopriremo tra poco. Julian. Bender. Casper per Kluivert. Mamma mia, peccato. L'importante è cercare di non prendere goleade, che butta giù la squadra. Bravissimo Julian. Doberg. Noi ci vediamo nel secondo tempo comunque. They don't care. Bello per Kluivert. Mettila in mezzo. Justin. Da Koric. Gol, incredibile. Javi Martinez autogol. Come col Dortmund, uguale. Proviamoci. Noi sbagliamo l'approccio alle partite, cazzo. Sbagliamo sto fottutissimo approccio. Dai, l'ultimo secondo sarebbe penso che godo come un lodro. Julian! Non ci voglio credere. Però ho belle speranze. Attenzione, Kluivert, mettele in mezzo bene! Va bene, abbiamo perso ma con onore. Ci siamo tolti le due più forti. Purtroppo 0 punti 2 partite con le big, però. Koric. Peccato, ma non abbiamo per niente sfigurato nella ripresa. Nulla da rimproverarvi, è giusto, dai, ci sta. In verità. Raga, durante la settimana non è successo nulla, la squadra comunque, anche la stampa è contenta delle prestazioni. Nel secondo tempo proviamo il nostro buon Alario e niente, bene in panchina, ma aspettiamo. Hertha Berlino è un avversario che si può battere. Vai, cerchiamo di riprenderci subito dopo comunque la non brutta partita col Monaco, due primi due gol disastrosi, il primo tempo come con l'Ortmo malissimo, poi ripresa. Dobbiamo migliorare la squadra a livello di testa, ma siamo tutti giovani, ci sta, tanto piove a Berlino. Scusate, Ocio, mamma mia. Piobbiginoso. Dai Brian, dai Julian. Kluivertone. E c'è il gol. L'altro Bender. I Bender stanno dominando la scena. Grande Bender. Un buon primo tempo, dai, che va bene.
Siamo in piena corsa, il campionato veramente cortissima, la classifica, a parte il Monaco che adesso solo 3 punti, ma prima o poi andrà a più 10. Attenzione. Occhio, ai ai ai, subito Ibisevic pareggia. Non facciamo un clean sheet neanche per sbaglio. L'è dura, l'è dura. Dolber secondo me sente anche la fatica, però si è visto poco anche oggi. Possiamo pretendere a un giovanissimo di giocare ogni partita senza mai un cambio. Se non tempo proviamo Alario e speriamo. Comunque a gennaio un difensore centrale forte lo prendo. Vendiamo Bellarabi. Ocio. Allora, tattiche, proviamolo. Alario per Casperino Dover. Allora, neanche 45 per me, solo 30 minuti, speriamo. E Giuliano è stanco, ma potrò portare Bellarabi. Vabbè, vediamo. Andiamo avanti ragazzi, bisogna vincerla questa. Senza Bailey perdiamo tanto. Ocio, oddio mio. Dai fiori. Secondo cambio, proviamolo Bailey, rischiamolo. Per Kluivert e giriamoli. No, è giusto. Ok. Vai Leon, ti prego. Proviamo Bailey a sinistra. Anzi no, facciamo così. Facciamo così. Come al solito. Si vede che non è in forma, è l'ultimo cambio. Mettiamo De Donker, togliamo Bender. E facciamo così l'unica. E speriamo che sia davvero duretta. Aia. Ibisevic porta in vantaggio l'Hertha. Tutto per tutto, ma siamo in difficoltà adesso. Arthur. Leone all'80%, Leone. Ottantesimo è dura adesso. Bender recupera. Siamo in grossissima difficoltà all'aria. Bailey. No, almeno il pareggio. Bravo Arthur. Vincere la vedo un po' improbabile. Bravo Leone ragazzi. Brand. Leone, oddio, Leone. No, addirittura la buona di Leone, peccato.
Bravo Wendel, uno dei migliori sempre dei nostri. No, non può mettere l'Alario. Ma non sbagliarla così però. È stata l'apoteosi all'aria all'ultimo minuto. Poi ci crediamo, che cuore però. Bravi, bravi, dai. Da un po' di meccanismi. Piano piano, va bene, sono soddisfatto. Mamma mia, loro non sono contenti però. Che cagata questa. Cioè, non siamo qualificati a niente quest'anno, piano piano, io non ho fretta. Arriviamo in Champions giocando così. Raga, la squadra si scelta da sola, tutti i titolari, nessuna sorpresa, più avviginoso, vai Arena. Energico. Assente Eric. Durante la settimana mi hanno rotto un po' le balle sul fatto che la squadra dello spogliatoio non è unito, io ho risposto che non è così e che non rompono i maroni, fondamentalmente. Vediamo però, questa è da vincere con lo Stoccarda in casa, per non perdere terreno per la lotta Champions. Questo è l'obiettivo per il nostro primo fottutissimo. Ok, vai Leon. Avere un po' di pazienza, secondo me la mia squadra sarà il top a febbraio. Da febbraio inizia veramente il top. Di solito le mie squadre nel primo anno fanno così, hanno bisogno di un po' di assestamento perché allenamenti pesanti, robe, gol. Abbiamo rischiato, Vai. Back. Giocatore che abbiamo seguito leggermente durante l'estate. Vedo che lo Stoccarda fa la partita, la cosa non mi piace. Infatti c'è qualche fischio da parte della tifoseria. Dai ragazzi, dai. Wendel, cosa fa? Mamma mia. Vai Julian. Non perderla, Arthur. Leone. Fallo. Punizione però. Porca miseria. Vai Julian. Pennellala come Julian Ross. Ma che cazzo di roba è? Dai Fiori, dai. Occhio, palo, mamma mia. Stiamo su controllo per il momento. Non stiamo giocando bene, raga. Brendan, un bel colpo di testa. Dovrebbe essere fortunato. Era da vederla, troppo ha giocato. Speriamo bene. Donis. Wendel, bravo Wendel, buttala su, Cristo, Wendel. Julian. Vediamo se l'oggetto misterioso Alario farà qualcosa. Alario. Mamma mia. Servirà anche una punta in più, O comunque una punta diversa. I soldi non ne ho, quindi devo capire come fare. Bellarabi lo vendiamo. Wendel. Julian, bravissimi, Wendel, dai all'aria, subito il gol, eccolo qua. Dai, bene! Julian! 1-0, pesantissimo, ti prego, l'errore del portiere qua. Bisogna tenere duro, raga. Non vi rilassate.
Zetval, Wendel, Julian, Wendel, ma non ci credo, palo osceno di Bailey, palo senza un senso logique di Bailey. Tattiche, mettiamo Lukaku per l'ammonito Wendel e l'ultimo They Don't Care per Arthur. Andiamo a irrobustire il centrocampo. Dai ragazzi, dai ragazzi. Leno. Occhio. Mamma mia. Alario, Alario. Bender. Bender. Non ci voglio credere. Prego, chiudiamola, raga. Ma guarda che parata palo che ho preso. Bravo Dedon. Alario, buttala su per Julian. Julian, maestoso oggi Julian. Bebe! Ottimo Bayern Leverkusen. Bravo Leno. Dai, vai, voglio il clean sheet, cazzo, lo pretendo. Clean sheet 2-0, grandissima vittoria. Siamo quarti. Ben fatto, raga. Dolbe fuori 2 giorni. Bailey e la ciliegina sulla torta, però io voglio elogiare sia lui e soprattutto Julian, nella speranza che non rompa i maroni. Stavolta se lo merita. Niente. La va a fare in culo. Buono raga, un saluto dal comandante veneziano. Siamo quarti in Bundesliga. Tutto alla grande. Ciao!